Ciao a tutti bimbi! Vi ricordate di me? Io sono Giorgia e per voi ho preparato un bel gioco da fare. Vi ricordate quanto ci siamo divertiti e quanto spero tra poco ci ridivertiremo ancora in asilo quando giochiamo con la farina, con il riso, con la pasta o con l'acqua? Potete fare la stessa cosa anche a casa. Basta recuperare un po' di farina, dei bicchieri, degli imbuti, delle bottiglie, dei cucchiai e un po' di materiale che più può venire in mente alla vostra mamma e al vostro papà. Pronti? Ci mettiamo al lavoro. Con i bicchieri possiamo fare dei travasi. Chiaramente possiamo prendere bicchieri più piccoli, bicchieri più grandi, chiaramente bicchieri di plastica, e se sono trasparenti meglio, perché vediamo come scende la farina o il materiale che stiamo usando. Con i passini possiamo fare la pioggia e quindi vedere la pioggia come scende, o possiamo anche imitare la mamma quando usa la farina per fare dei dolci o per fare la pasta. Possiamo anche vedere come scende la farina dentro la bottiglia. La farina scende come l'acqua. Possiamo fare tantissime scoperte e tantissimi esperimenti. Possiamo anche sentire il rumore che fa la farina quando scende. Con la farina possiamo anche lasciare delle tracce e fare dei disegni. Proviamo. Possiamo disegnare un sole con i raggi. Possiamo anche lasciare delle impronte. I bambini più grandi, con un po' di pazienza, potrebbero anche fare dei piccoli gioielli per la mamma con la pasta. Infiliamo. Ed ecco una collana pronta. Adesso vi mando un saluto, un bacino e spero che ci rivedremo presto. Ciao a tutti!